L'azienda è in difficoltà a causa della pandemia. I lavoratori nel 2013 e nel 2020 hanno fatto la loro parte assumendosi la garanzia di mantenere il servizio. Non si può venire a chiedere nuovamente al lavoro di fare ulteriori sacrifici. Dobbiamo ritirare la disdetta. L'azienda deve assentire il grido dei lavoratori, deve ritirare la disdetta unilaterale. Non si può affrontare la crisi dell'azienda di nuovo solo sulla pelle dei lavoratori. I lavoratori hanno già dato, hanno fatto la loro parte e l'azienda, le istituzioni devono ascoltare il grido dei lavoratori. Noi confidiamo che un tavolo più alto, dal governo, che è rappresentato dalla prefettura, alla regione e al comune, capiscano che bisogna mantenere il servizio e che anche i lavoratori hanno diritto al loro reddito giusto e sacrosanto. Non siamo dei privilegiati, non prendiamo più soldi degli altri. Siamo pagati per quello che diamo e abbiamo dato sempre la produttività in questa azienda per tutelare il servizio ai cittadini. Questa disdetta che cosa comporta? Questa disdetta, se non viene ritirata, comporta il taglio del 35% degli stipendi dei lavoratori e comporta anche tutta una serie di normative che vengono rimesse in discussione, per cui con le normative messe in discussione potrebbe anche ledere la garanzia del servizio. Esempio, c'è l'indennità nebbia, viene data per il rischio della nebbia, c'è un'indennità legata alla turnistica, viene data perché i lavoratori lavorano 365 giorni all'anno, 24 ore all'anno e danno i servizi anche di notte. I costi vanno trovati in altre parti. Ci sono costi di gestione che non sono più giustificabili, i dirigenti devono mettere anche loro la loro parte, non è possibile che si spartiscano i premi quando i lavoratori hanno già dato. Bisogna andare a vedere effettivamente dove sono gli sprechi in questa azienda e quando gli sprechi saranno messi a posto, allora potremo iniziare a ragionare di un piano industriale, ma i lavoratori non devono avere nessun danno. Vi sentite traditi in qualche modo dopo che avete messo a disposizione il vostro lavoro anche durante un periodo così difficile come l'emergenza sanitaria? Ma certo che sì che ci sentiamo traditi. L'azienda ha fatto veramente, la direzione aziendale ha fatto veramente un tradimento nei confronti dei lavoratori. Venivamo a lavorare senza mascherine, i lavoratori venivano a lavorare senza mascherine, senza DPI, quando le sanificazioni non sapevamo neanche che cos'erano. Eppure i lavoratori con spirito di abnegazione, sapendo che a Venezia non cammina nessuno sulle acque, hanno fatto la loro parte. E anche alcuni dei nostri si sono ammalati gravemente, qualcuno dei nostri è finito col casco in ospedale e questo è il ringraziamento, non è accettabile. Cosa direbbe a Seno adesso? Ritira la disdetta immediatamente.